Insomma, pensavamo di non farlo più questo speciale dopo il TG parlando dei contagi, del coronavirus, della pandemia, ma siamo costretti a farlo perché riceviamo ogni giorno decine e decine di telefonate di persone che sono un po' allarmate, vogliono sapere che cosa sta accadendo. E allora noi che facciamo? Ci rivolgiamo alle persone più autorevoli e sicuramente il professor Raffaele Bruno e tra questi. Professore, grazie per essere con noi. Buongiorno, grazie di invito. Anche lei è preoccupato, come lo siamo noi, dalla postazione? Ma sicuramente sì, anche perché i dati della regione Lombardia sono preoccupanti insieme ai dati nazionali. Siamo cresciuti in modo molto importante negli ultimi giorni e quello che mi preoccupa molto sono i casi testati e la percentuale di positivi sui casi testati, che in questi giorni in Lombardia è salita praticamente al quasi 10,7% in Lombardia. In Calabria invece vedo che se vediamo la percentuale dei positivi sui casi testati è salita in un giorno il 15 era il 2%, ieri era il 3,7%, quindi vedo che c'è un'impennata anche in Calabria. È chiaro che quello che mi preoccupa non sono tanti i numeri assoluti, ma questo trend in costante aumento. E questo anche noi preoccupa un po', perché c'è il dottor Marino con noi che è responsabile colui il quale insomma, ha i numeri sotto mano ed è il responsabile dell'area del Cosentino per controllare, vedere, capire come fare e come fronteggiare il virus. Dottor Marino, i numeri sono questi, insomma, anche nel Cosentino tra ieri e oggi una bella impennata c'è stata. 32 positivi solo oggi. Un trend in crescita, ma in linea, come ha detto giustamente il professore Quindi Bruno. 32 in un solo giorno. Sì, Ma sono tanti. sono tanti. Professor Bruno, sono tanti 32 in un solo giorno, Ma come dicevo, è tutto relativo, quello che mi preoccupa è il trend. Il trend è aumentato, la percentuale sui tamponi testati è aumentata al 3,7% dal 2%, quindi vuol dire che insomma, sicuramente il trend è preoccupante, che è quello che è il dato che va visto. Poi ci sono i numeri delle terapie intensive, ho visto che in Calabria ci sono 4 più 4 ieri, insomma, è ovvio che questi sono tutti dati che devono far riflettere. L'altra cosa che mi preoccupa è che bisogna prendere decisioni immediate perché noi in questo momento stiamo vedendo il riverbero di quello che è successo 10 giorni fa. Quindi tutte le decisioni che si prendono oggi le vedremo tra 10 giorni, 15 giorni, quindi il trend è destinato ad aumentare. La cosa fondamentale è che qualcuno decida e decida in modo adeguato per evitare che questo continui. E cosa bisogna fare, professore? Perché leggo una serie di proposte che ci sono, fermiamo la scuola, fermiamo i mezzi pubblici, isoliamoci in casa, che cosa dobbiamo fare? Allora, è innegabile, su questo è innegabile che se voi guardate la scuola è iniziata il 18 settembre, se non vado errato, o il 14, chiedo scusa. È innegabile che in questo mese c'è stato l'incremento più importante. Ma non è che sicuramente non punto il dito contro la scuola, il problema è l'indotto, cioè i mezzi pubblici più affollati, i bar più affollati, la ripresa di tutte le attività produttive. Quindi ovviamente in questo momento, e questo c'è un gradiente nord-sud molto importante, faccio l'esempio di una città come Milano che ha una metropolitana grandissima, tanti mezzi, ovviamente diminuire la pressione su quello che è il trasporto pubblico significa diminuire di fatto gli assembramenti e questo vale nelle grandi città ma vale anche nelle piccole città. Insomma, noi siamo passati in Lombardia dal 9 di ottobre, dove c'era il 6% di persone positive sui casi testati, a ieri siamo al 12,8%, quindi veramente importante.
Quindi una cosa che si potrebbe fare è sicuramente una settimana a distanza e una settimana invece in presenza, e poi tante altre cose che facciano sì che ci sia meno possibilità di trasmissione. Poi ovviamente, torno a dire, questa è una cosa che ho sempre detto: i tecnici danno dei pareri, i politici prendono decisioni e devono far conciliare le due cose. Ma è possibile ipotizzare un nuovo fermi tutti? Questo non lo può dire nessuno, cioè nel senso che io le posso dare un parere personale, ma non un parere scientifico su questo. Se lei vuole un parere personale, penso che questo non succeda, ma succeda magari in modo mirato in certe situazioni. La vedo difficile, perché questo ovviamente avrebbe un impatto su quello che è il sistema produttivo e l'economia italiana è importante, ma questo è un parere da cittadino, non da professore di malattie infettive. Allora, nei giorni precedenti ne abbiamo sentite tutti i colori. Allora, il virus non è più quello di prima, non c'è più problema, è una cosa blanda, equivale a un'influenza, tutte queste cose, d'estate scomparirà, non avremo più problemi, non ci sarà più una seconda ondata. Cioè, questi sono stati messaggi però devastanti da questo punto di vista. Forse quello che oggi stiamo vedendo, i risultati delle indagini che si stanno facendo via via sempre di più, testimoniano invece che tutto il contrario di quello che è stato detto. Ma sa, ognuno si prende la responsabilità di quello che dice, ovviamente, e parla a titolo personale. Purtroppo tutti parlano di tutto, questo è frutto di è una frase un po' forte della democrazia numerica. Io ho tanti colleghi che hanno un prestigioso curriculum, ma in altri settori, in altre branche della medicina, che parlano di malattie infettive e virologia. Oppure delle persone che ovviamente parlano a sproposito, perché non danno un dato scientifico, ma danno un dato che ha un risvolto sociopolitico che ha niente a che fare con la scienza. Il grande problema poi siete voi, caro dottor Sabra, sono i mezzi di informazione che invitano chiunque. Poi ci sono i mezzi di informazione seri che invitano delle persone qualificate, mezzi di informazione poco seri che invitano chiunque. Quindi queste persone che hanno degradato il dato scientifico ad opinione hanno lanciato nei mesi estivi dei messaggi che sono stati fuorvianti ovviamente per la popolazione, perché è molto più facile accettare un messaggio semplice e positivo che non uno magari un po' che induce al sacrificio e negativo. Il professor Riccardo Barberi vuole fare una domanda. Prego. Ma la situazione italiana in media non è male, soprattutto se confrontata con la situazione dei paesi europei che ci stanno intorno, per non parlare degli Stati Uniti o di Israele o del Sud America. In realtà io vorrei sapere se appunto l'opinione, ma un'opinione qualificata su questo, diciamo, basata sui dati conosciuti, e che questo trend che abbiamo in Italia possa ancora effettivamente essere rallentato, perché il problema è che i numeri assoluti in questo momento sono ancora controllabili, ma la velocità di crescita è diventata pericolosa. Ecco, si può pensare di intervenire su questo con attività per esempio di maggiore screening, controllo, con i testi rapidi, non solo con i tamponi, usando le barriere che potremmo avere, che sono proprio le scuole e l'università, cioè i luoghi clusterizzati dove le persone vanno, ma in qualche modo sono organizzate. Ecco, potremmo pensare di fare qualcosa del genere? Ma sicuramente sì, e mi rifaccio al mio commento iniziale. Noi, come dicevo, stiamo vedendo il riverbero di un'impennata che viene da settimane precedenti di contagio. Siamo ancora in tempo ad avere un effetto se mettiamo in campo tutte le misure possibili. Tra le misure possibili sembra veramente ridicolo ancora parlare di mascherine, ma ieri ho visto un dato molto interessante
che è un dato indiretto su quello che è successo. Basta vedere il consumo, cioè quante mascherine sono state vendute in Italia. Se voi vedete il grafico della vendita delle mascherine in Italia, c'è un calo tragico nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre. Adesso si è ripresa a comprarle. Quindi sicuramente questi sono metodi indietro, come per esempio la quantità di disinfettante usato per le mani è scesa drammaticamente. Quindi questi sono tutti marcatori indiretti del fatto che si è calata l'attenzione. Adesso il trend è in forte aumento. Io non sono molto ottimista, anzi oserei dire che sono molto preoccupato e pessimista, perché in questo momento, siccome c'è ovviamente un'esigenza, come dicevo prima, economica e politica di tenere aperto, se nella prima ondata il Sud si era in qualche modo era stato tutelato dal lockdown e la discesa del virus era stata bloccata, Napoli è una prova chiara del fatto che il virus si è diffuso molto anche al sud e sta scendendo sempre più veloce. Quindi se noi adesso riusciamo a mettere in atto tutta una serie di misure che vanno da misure di tipo coercitivo sulla libertà, che sono, non lo so, il fatto che ci siano meno aggregazioni poi declinate nel modo più disparato, e le solite raccomandazioni, forse evitiamo di avere la necessità di un lockdown serio nel periodo di Natale. Ma allora, come dire, perché criticare De Luca che ha assunto la decisione drastica, professore? Il presidente della regione Campania ha come dire, risposto a questo aumento di contagi assumendo delle decisioni forti, drastiche. Quindi perché una parte della politica critica questo atteggiamento? Io non lo so, io posso parlare solo da un punto di vista scientifico. Condivido quello che ha fatto il governatore della Campania da un punto di vista scientifico. Poi queste sono un altro tipo di decisioni che magari da genitore non mi possono vedere, come dire, favorevole, perché magari capisco che poi questo ha un impatto sulle famiglie che hanno figli piccoli che devono lasciare a casa, quindi c'è tutta una serie di problemi. Però se guardiamo soltanto a quello che può essere l'impatto sulla trasmissione, sicuramente non è una cosa del tutto errata. Guardando i dati della Campania, che insieme ai dati di altre regioni, di qualche altra regione, mostra dei dati seriamente preoccupanti. La Campania preoccupa moltissimo, non poco, moltissimo preoccupa. La Campania in termini di crescita mi preoccupa molto di più rispetto a, per esempio, alla Lombardia. Quindi, e poi capite bene che ci sono dei tempi di reazione del sistema che possono essere diversi da regione in regione rispetto a quelle che sono le attrezzature, rispetto a quella che sono la familiarità con la gestione di questa malattia e tante altre cose, insomma. Se lei potesse dare un suggerimento a noi altri calabresi, no? Per mantenerci lontano da questi numeri che sono esponenziali, come dovremmo comportarci? Quali provvedimenti potremmo assumere? Ma guardi, io so che in Calabria, perché come sa io sono di Cosenza e ho tutta la mia famiglia a Cosenza, mi risulta per esempio mio nipote che frequenta il liceo classico, che fanno una didattica alternata settimanale, e già questa è una cosa. Ma ribadisco, il tutto sta a quello, come dire, al buon senso delle persone, al senso di responsabilità. Perché un'altra cosa che vorrei dire: noi possiamo normare qualsiasi cosa, ma non possiamo normare quella che è il senso di responsabilità e l'etica delle persone rispetto a questa situazione. Per cui mascherine, distanziamento e guanti sarebbero e igiene delle mani sarebbero di gran lunga delle misure sufficienti se venissero fatte in modo puntuale e coscienzioso. Quindi io l'invito è questo. Poi ci sono tutta una serie di cose che possono, torno a dire, rallentare, che i ragazzi non si assemblino la sera, che magari i bar, i pub, i ristoranti chiudono a una certa ora in modo tale che diminuisce il tempo di esposizione, che i mezzi non siano affollati, e potrei continuare. Però se già abbiamo un comportamento, come dire, responsabile, sicuramente la trasmissione virus nelle prossime settimane si potrebbe attenuare. Quindi
abbiamo solo queste armi di difesa. E per quanto riguarda invece un aiuto che ci arriva dalla farmacologia, professore? Ma l'aiuto che c'è nella farmacologia per adesso abbiamo sicuramente anche in questo momento, se uno guarda la differenza su quelli che sono i decessi, sicuramente siamo in una situazione, grazie a Dio, diversa da quello che erano i decessi nella prima ondata. In questo momento i pazienti arrivano prima, abbiamo imparato a gestirli meglio, abbiamo qualche arma in più, non abbiamo armi che risolvono completamente, si affacciano tra qualche mese qualcosa che potrebbe sicuramente aiutarci, ma ovviamente quello che è risolutivo, o meglio, si spera che sia risolutivo, è la situazione del vaccino. Il vaccino antinfluenzale è da consigliare a tutti, professore? Il vaccino antinfluenzale è da consigliare a tutti? Allora, sì, stavo dicendo che il vaccino antinfluenzale, indipendentemente dalla situazione Covid, è sempre da consigliare a tutti. L'influenza è una malattia che anch'essa può provocare morte. Nell'immaginario collettivo è una cosa assolutamente scevra da pericoli, ma ogni anno in Italia vediamo centinaia di morti di influenza. In questo periodo sicuramente ancora di più è da consigliare nel modo più assoluto a tutti. Anzi, dirò di più, che sicuramente negli over 65, nella categoria a rischio, diventa fondamentale fare anche la vaccinazione antipneumococcica. Bene, grazie professore, la lasciamo al suo lavoro. Grazie per essere stato con noi. Grazie a voi, grazie Sempre a voi. Squisito con noi. Chiedo scusa se mi è permesso. Prego, professore. Volevo sicuramente fare un pensiero, un ricordo della Presidente Santelli con cui ho avuto modo di collaborare e purtroppo il destino ce l'ha portata via e questo insomma un abbraccio ai suoi familiari. Grazie professore, buon lavoro. Arrivederci. Arrivederci. Riccardo, facciamo con la prima slide. Beh, quello che ci ha detto il professore, a me un po' di ansia me l'ha procurata, no? Io sono sempre la mia idea, cioè le informazioni servono a dare consapevolezza. Ma non mi dire che un po' di ansia, un po' di ansia non te l'ha trasferita, no? Lui dice è molto preoccupato. Secondo me dobbiamo lavorare per controllare il fenomeno al meglio, i problemi vanno affrontati. Con l'ansia, ok, non è che possiamo evitare l'ansia se ci viene, però l'ansia non è costruttiva, quindi se dobbiamo mirare a qualcosa è piuttosto a capire cosa sta succedendo. Ma se la sai canalizzare però può aiutarti. Cosa? Se l'ansia la sai canalizzare può certamente, aiutarti. siccome le paure, diciamo, è chiaro. Se le sappiamo canalizzare diventano anzi come dire, delle spinte ulteriori a fare, certamente. Gioca al nostro favore, in no? questo senso sì, quello che dico è che non bisogna abbandonarsi se l'ansia poi è patologica è un'altra cosa. No, non bisogna abbandonarsi al fatalismo, non bisogna abbandonarsi al fatalismo, non c'è nulla di fatale, diciamo. E allora fammi vedere la prima slide, vediamo un po' se trasmetti anche tu, trasferisci anche tu. Tu cosa vuoi? Messaggi positivi non ce ne sono. Ti prego, dai. Allora. La prima slide è questa, è una slide che mostra la situazione in Europa al 5 agosto e al 16 ottobre per quanto riguarda i casi positivi al Covid-19 ogni 100.000 abitanti. Qui i colori chiari sono quelli in cui sostanzialmente l'influenza del Covid era più bassa, quindi il numero di contagiati ogni 100.000 abitanti era più basso. Vedete che il 5 agosto la situazione era abbastanza buona, cioè il Covid era dappertutto, ma con livelli abbastanza bassi, cioè meno di 20 contagi per ogni 100.000 abitanti. La situazione del 16 ottobre è completamente differente perché ci sono diverse aree che sono passate a più di 120 e comunque vedete che il colore è diventato un po' scuro dappertutto. Questo vuol dire che insomma il vantaggio che c'era venuto dal periodo di stasi estivo ora lo abbiamo perso e dobbiamo renderci conto che quei discorsi che si facevano il virus è morto, il virus è scomparso, il virus non è più pericoloso, dei fatti non sono così, il contagio continua come può e i dati che abbiamo ora di questo ultimo mese ci dicono
che anzi la crescita è diventata ormai pericolosa e quindi questa tendenza va, quantomeno bisogna rallentare la velocità di crescita. Marino, che la vive sul campo questa situazione, come la percepisce, come la coglie, come la metabolizza? Ecco. In modo realistico, nella misura in cui sappiamo che c'è questo trend in crescita di cui è lampante evidenza ogni giorno, dobbiamo affrontare questi focolai in maniera direi quasi aggressiva, facendo quello che stiamo svolgendo in questi giorni. Vorrei ricordare che nell'ultima settimana abbiamo fatto circa 3.000 tamponi. 3.000 tamponi? Sì, in provincia di Cosenza, perché ci sono parecchi focolai. Tra i 32 di oggi, 17 sono tra Casale del Mango, Celico e Spezzano, e poi altri vari su tutta la provincia. Quindi laddove aumentano in maniera così esponenziale dobbiamo intervenire con più forza e con più vigore. Laddove invece ci sono situazioni meno allarmanti stiamo più tranquilli. Io dico che il tempo, avendo svolto bene il lavoro di identificazione dei casi e di sterilizzazione del focolaio, ci darà ragione, come è successo per altre situazioni anche recenti, come quelle della comunità senegalese e quella di Amantea. In Amantea sono rimasti 14. Ma è uno sforzo importante perché oltre ai normali focolai territoriali vi sono anche focolai scolastici che stanno prendendo piede. Quanti ce ne sono? Quanti ce ne sono? Parecchi? Sono in questo momento 4 scuole impegnate e quindi anche questo è un problema. Ci viene in aiuto in qualche modo, infatti oggi è stato il tema di un convegno che noi abbiamo affrontato con tutti i medici dell'igiene pubblica, del Dipartimento Igiene e dell'USCA. Ci viene incontro la legislazione recente, vale a dire le circolari ministeriali del 12 ottobre del Ministro della Salute, che hanno rivisitato il tema dell'isolamento e della quarantena e hanno rivisitato anche il tema dei contatti stretti, dei casi positivi asintomatici e asintomatici. E questo qui ci aiuterà molto nel proseguo perché ci sarà meno carico di lavoro per ciò che riguarda, per esempio, l'effettuazione dei tamponi. Che si effettueranno proprio in maniera mirata adesso. Più mirata, non sì. Random, insomma. Più mirata. Riccardo, che hai? No, non mi far vedere un'altra di quelle slide che mi hai fatto vedere prima. No, ora ce n'è una più positiva. E allora, mandiamo la pubblicità così ce la fai vedere subito. Allora, torniamo in studio. Riccardo, vediamo questa Sì, slide. Passiamo alla seconda slide, la seconda diapositiva. La seconda diapositiva riporta i ricoverati per Covid in terapia intensiva per 1 milione di abitanti per diversi paesi. Vedete che in Europa, partendo da sinistra, dove i dati sono più alti, la Repubblica Ceca, un numero importante di questi ricoveri, poi c'è la Spagna, la Romania, la Francia, eccetera. L'Italia, vedete, è in una zona centrale con un livello relativamente basso, che è circa il 10% di quello che avevamo a marzo-aprile 2020. Quindi i numeri assoluti dei ricoveri in terapia intensiva in Italia, complessivamente, non sono al momento pericolosi, nel senso che il sistema sanitario può reagire a questa pressione. Se poi facciamo i confronti con paesi ancora più, tra virgolette, inguaiati come l'Argentina, Israele o gli USA, gli Stati Uniti d'America, vediamo che la nostra situazione è ancora migliore. Il punto qual è? Non è il fatto che oggi abbiamo il 10%, è il trend di crescita che invece è troppo elevato. Quindi questi numeri di oggi sono controllabili, il sistema sanitario li può gestire, ma se la velocità di crescita continua a essere quella di questi giorni, cioè vicina al 10%, d'accordo?
Questo 10% giornaliero, questo ci dà dei problemi a breve, nell'arco di qualche settimana, di un mese e mezzo, potremmo avere numeri poi difficili da gestire o ingestibili addirittura. Andiamo avanti, l'altra slide qual è? Sì, l'altra slide è quella che riporta la situazione italiana sintetica, è una tabella che riporta appunto i dati più importanti, gli attualmente positivi che ormai hanno superato i 100.000, con un incremento, vedete, dell'8%, che è troppo veloce, questo va assolutamente rallentato. La cosa positiva è che però la stragrande maggioranza di questi attualmente positivi in Italia sono in isolamento domiciliare, quindi vengono trattati al proprio domicilio, sono asintomatici, i ricoveri con sintomo sono solo un po' più di 6.000 e le terapie intensive 638. Vedete che le terapie intensive sono circa il 10% dei ricoveri con sintomi. Quindi questa idea che il virus sia meno pericoloso non c'è. È vero che questi numeri sono più bassi rispetto ai contagi rilevati, ma questo succede solo perché siamo meglio attrezzati per trovare i contagiati. Quindi diciamo 10 contagiati di oggi è come se ne avessimo trovati solo 2 o 3 a marzo-aprile scorso, quindi siamo più bravi a trovare i contagiati. Ma i numeri dei ricoveri comunque sono in crescita e le terapie intensive rimangono un numero elevato, 10% rispetto ai ricoveri con sintomi. A marzo-aprile erano il 12%, quindi siamo molto vicini alla situazione. Insomma, il virus si comporta esattamente come a marzo-aprile. E il fatto che i ricoveri siano più bassi rispetto agli attualmente positivi non dice che il virus è più debole, dice solo che il sistema sanitario è più efficace, più efficiente nel riuscire a intercettare i contagi. A me questa cosa mi porta ai pazzi, chiedo a Marino, cioè questa storia dell'asintomatico, perché ci sono alcuni asintomatici che non avvertono alcun sintomo eppure sono costretti a stare a casa, rispettare l'isolamento, altri invece che hanno lievi, insomma, qualche decimo di febbre ma poi scompare tutto, altri ancora che hanno sintomi e quindi devono ricorrere alle cure dei sanitari. Cioè, è una cosa... Molto dipende dalla iperreattività individuale su base... Ma anche dalla quantità di virus che hanno introitato, no? Il virus circola con grande rapidità, ha una carica di milioni di virus all'interno del nostro organismo. Non è questo il punto è che ognuno risponde in modo diverso. Le persone più fragili, chiaramente, sono quelle più esposte, quindi persone più fragili che hanno problemi di malattie autoimmune oppure di malattie oncologiche. Ma molti giovani che sì, contraggono il virus, voglio dire, sì. non avvertono alcun sintomo. Sì, la maggior parte è così. Ma meglio. Sì, assolutamente noi. Sì, però cioè non riesco a capire questo virus come si comporta. Cioè come per altre anche malattie più o meno simili. Perché anche nel caso dell'influenza ci sono persone che la pigliano con un'intensità più o meno grave e altri che non la pigliano proprio. Senta, lei prima ha detto che abbiamo studiato una strategia, diceva come nostro dipartimento, per fronteggiare questa emergenza per quanto riguarda i tamponi. Ecco, io dico, se un cittadino dice, io sono andato l'altro giorno ad una cena con amici e voglio vedere se ho contratto il virus. Viene da voi, gli fate il tampone? No. No, non è che vediamo se ha contratto il virus, allora bisogna vedere se c'è un caso positivo. Se c'è un caso positivo, allora in questo momento noi da oggi abbiamo preso la decisione, ma già era un orientamento di qualche giorno all'indomani della circolare ministeriale. In caso di positività noi facciamo 10 giorni più un test al 10° giorno. Dopodiché se il test è negativo può essere liberato, se invece non è negativo deve stare ulteriori 10 giorni e poi si ripete il tampone. Ora la questione qual è? È che se permane questa situazione di crescita da una parte e dall'altra mancanza ancora di risposte organizzative
ancora non è stato aperto il laboratorio di Rossano. È chiaro e normale che, stante la quota da processare sempre fissa a 400, i 10 più test possono essere 12 più test, possono essere 13 più test. Perché, voglio dire, io vi faccio il tampone, in attesa dell'esito del tampone, se intercorrono 3 giorni, io in quei 3 giorni che faccio? A casa. Cioè, a casa? Ma Sì. ci sto a casa? Sì, sì, ma deve stare dipende a casa. dalla... La misura di contenimento che deriva dall'isolamento e dalla quarantena è una misura assoluta, che viene fatta attraverso la nostra disposizione e poi l'ordinanza del sindaco, a cui non si può assolutamente derogare. Ma... Ieri un giudice parlava proprio del fatto che è molto più stringente il nostro dispositivo, è molto più semplice farlo che per loro, con tutte le difficoltà che ci sono, fare una misura contenitiva, detentiva. Riccardo, vediamo che altra slide hai adesso. Sì, nella diapositiva che segue abbiamo la situazione generale in Italia, ci sono tutte le province riportate, anche qui questo è un grafico che riporta l'incidenza dei nuovi casi di Covid-19 in media mobile a 7 giorni, cioè vuol dire considerando quello che è successo nell'ultima settimana in tutte le province italiane. Ovviamente anche qui i colori più scuri indicano una pericolosità maggiore, quindi numeri più alti. Vedete che la Calabria da questo punto di vista è tra le migliori regioni d'Italia, di fatto è la migliore. C'è un piccolo paradiso che è Crotone, però mi piacerebbe sapere se a Crotone veramente i contagi sono così pochi o se per caso il sistema dei tamponi è un po' debole. Questo è un dubbio che sorge, perché veramente ho questo dubbio. È veramente un'eccezione. Crotone è incredibile, diciamo. Fuori statistica. Ma credo che ci sia non ho informazioni un su atteggiamento questo, non so che dire. Comunque complessivamente la Calabria va meglio del resto d'Italia. Se vogliamo vedere quella successiva di slide, abbiamo questo grafico molto interessante, che è quello che porta il posizionamento delle regioni in base agli incrementi percentuali dei casi nell'ultima settimana, che è l'asse verticale. Ovviamente salendo dal basso verso l'alto diventa sempre più pericoloso, e i casi attualmente positivi, che è l'asse orizzontale. Anche qui, andando da sinistra a destra, si va in regione pericolosa. L'Italia è quel punto centrale, diciamo, il punto che divide le 4 regioni, quella rossa che è la più pericolosa, quella rosa che è un po' meno pericolosa, quella verde che è quella più tranquilla e quella gialla che è di allerta. Vedete che una settimana fa, se vi ricordate cosa avevamo presentato, non c'era praticamente nessuna regione nella parte rossa, mentre ora ce ne sono diverse. Tra l'altro l'Umbria e la Campania sono tutte e 2 regioni che hanno contemporaneamente un alto incremento percentuale di casi e un'alta incidenza rispetto alla popolazione, e questo non va affatto bene. La Calabria, vedete, sta nella parte destra del grafico, è un pochino in alto perché la percentuale di incremento dei casi, come diceva prima anche il dottore Raffaele Bruno, è aumentata improvvisamente, però l'incidenza sugli abitanti è bassa, cioè la velocità è aumentata, ma il numero di casi che abbiamo in Calabria rispetto agli abitanti è ancora basso. Quindi possiamo considerarci comunque in una condizione abbastanza positiva, e dobbiamo sfruttarla per controllare il fenomeno. Cioè noi siamo in una situazione in cui possiamo fare un controllo ancora efficace. Per esempio la Campania è già in emergenza, quindi la Campania sarà costretta a operazioni piuttosto rigide. Però, e qui chiamo in causa Marino, per esempio prendiamo l'area del Cosentino, da 10 giorni a questa parte siamo passati da contagi 1-2 al massimo al giorno, siamo passati ai 33-32 di oggi. 32 di oggi più 3 ricoveri. Più 3 ricoveri, cioè... Di cui uno in terapia intensiva e 2 in malattie infettive. E quindi, voglio dire... qualcosa è mutato, no? nel passaggio, nella trasmissione del virus. Ha cominciato forse a circolare con maggiore velocità, con più frequenza, non lo so.
Anche in contesti particolari pure. Perché qui abbiamo ancora questo maledetto vizio di fare il matrimonio, ci diamo tutti, il battesimo, ci diamo tutti, il compleanno, ci diamo tutti. Cioè, queste oggi purtroppo non ce le possiamo permettere. Sono esposizioni al potenziale contagio che non... No, dicevi o no? Riccardo, Sì. cosa volevi dire tu? Sì, volevo dire che ogni volta che partecipiamo a qualcosa, ogni volta che andiamo a un matrimonio, personalmente io non vado da nessuna parte rispetto a queste cose, noi stacchiamo un biglietto della lotteria, solo che questa è una lotteria a perdere, cioè, perché ogni occasione che noi facciamo, quando andiamo al lavoro, quando saliamo su un autobus, quando incontriamo qualcuno, quando andiamo al supermercato, ci mette nella condizione di poter incontrare un contagio. C'è poco da fare, alcune cose non le possiamo fare, in questo momento non le possiamo fare. Alcune cose vanno fatte perché va mantenuta l'attività sociale, sì, ma altre cose, quelle appunto superflue, dovrebbero essere assolutamente evitate in questo periodo. Come diceva Marino, no, E in effetti in questo periodo, proprio per rimarcare quello che avete testé detto, ci sono stati 2 battesimi e un matrimonio che hanno coinvolto personaggi che poi sono risultati positivi. E soprattutto quello del matrimonio nella zona presilana è stato importante perché a oggi su 32, 17 provengono da quell'area. 17, cioè praticamente un intero, quasi un gruppo Quasi consistente 60%. di ospiti di questo matrimonio ha contratto il virus. E non è ancora finita secondo me. Non è Quindi ancora. questa la dice lunga. È vero, vorrei ripetere quello che ha detto il professore Bruno, vale a dire ancora validi mascherina, lavaggio delle mani, distanziamento, ma bisogna aggiungere qualcos'altro, vale a dire l'isolamento a cui noi dobbiamo sottoporci, non partecipando in maniera facile a queste manifestazioni dove ci sono assembramenti di persone importanti in poco spazio, come i battesimi. Riccardo, questo è il problema è proprio questo, no? Sì, lo abbiamo rimarcato più volte. Alcune cose in questo momento magari evitiamole, vabbè, lo facciamo tra qualche tempo, quando saremo più tranquilli, quando saremo più sereni, perché non sai mai, partecipi a un matrimonio con 300 persone, non sai mai cosa può. Magari può esserci una persona contagiata, non lo sa, e contagia gli ospiti che insieme a lui hanno risposto affermativamente alla partecipazione di questo evento, no? Sì, è così. Sicuramente questo fa parte un po' del dovere civile di ognuno di noi. Dobbiamo considerare che le azioni che facciamo si ripercuotono sugli altri, non solo su noi. Quindi non è che dobbiamo tutelare solo noi stessi. Andiamo avanti con l'altra slide. Sì, l'altra slide è una slide abbastanza classica, mostra l'andamento giornaliero dei tamponi diagnostici in Italia. Vedete che continuano a crescere, sono relativamente alti, non altissimi se confrontati ad altri paesi come la Germania, ma sono relativamente alti. Quello che si vede è che il rapporto tra i casi positivi e i casi testati è diventato molto alto, ormai è arrivato quasi al 9%, prima abbiamo sentito che in Lombardia ha superato il 10%, questo non va affatto bene perché la soglia che è considerata di controllo per il sistema sanitario è intorno al 5%, cioè quando i positivi trovati sono più del 5% rispetto ai controlli fatti vuol dire che l'epidemia sta un po' sfuggendo di mano. In questo momento siamo vicini al 9% e quindi è con una crescita piuttosto rapida di questo parametro che è la curva rossa che vediamo giorno per giorno su questo grafico. Quindi questa curva sta salendo troppo velocemente, il dato assoluto è troppo alto, è vicino al 9% e questa cosa non va affatto bene, quindi è un indicatore negativo. Se passiamo alla diapositiva successiva, ci sono i numeri di contagi giorno per giorno, sempre in Italia, e vedete che i numeri crescono sempre di più, siamo arrivati a oltre 10.000 contagi ormai in un giorno, e io mi sono preso la briga di fare un'operazione che può fare qualsiasi studente con un po', o qualsiasi persona con un po' di conoscenza di matematica. Ho preso gli ultimi 14 giorni
li ho messi in un grafico, ho preso un programma gratuito che c'è sul web, che è Wolfram Alpha, e ho fatto un fit esponenziale, cioè sono andato a vedere se questi punti corrispondono a una crescita esponenziale, è quello che è nel riquadro rosso. Beh, si vede bene che è proprio così, quindi non bisogna essere dei grandi matematici per capire questo. Vedete, uno strumento pubblico come Wolfram Alpha ci mostra facilmente che la crescita in Italia dei nuovi contagi è diventata esponenziale. Questo non va bene perché le crescite esponenziali hanno tempi di raddoppio che in questo momento rispetto ai ricoveri, come vedremo su una slide successiva, è dell'ordine di 12 giorni, il che vuol dire che ogni 12 giorni noi possiamo aspettarci di dover usare il doppio delle risorse di tipo sanitario per poter affrontare questa emergenza. Ma non è che si può crescere all'infinito, le risorse a un certo punto sono finite. Così, dottor Marino, voi ogni 15 giorni cercate di capire l'andamento dell'epidemia, sì, no? Perché questo è il metodo migliore, no? Purtroppo il professore Barberio ha ragione perché siamo quasi arrivati al 10%. Siamo quasi arrivati al 10%. Con questo 32 su 350 praticamente ci siamo quasi. E questo la dice lunga. Io non mi preoccupo di gestire i focolai, perché i focolai si gestiscono poi con tutte le risorse che abbiamo a disposizione, anche se scarse. E io mi preoccupo dell'intasamento in ospedale, perché siamo già arrivati a 15 posti occupati in malattie infettive e cominciano a intervenire anche i posti in terapia intensiva. E quindi ci stiamo avvicinando alla situazione della scorsa primavera. Questa è la cosa che mi preoccupa. Abbiamo avuto tutto ciò che ci dovevamo dare, a cominciare dalla protezione civile, in termini di risorse per assunzioni, strumentazione e via dicendo. Per quanto concerne l'aspetto territoriale, malgrado gli sforzi fatti sulle USCA e sui medici di igiene pubblica, abbiamo avuto pochissime risposte. Io non so se in ospedale c'è stata una risposta più significativa. Ma io voglio farti questa domanda. Noi ieri abbiamo ricevuto una mail, un cittadino di Casali del Mango dice: ma qui noi siamo preoccupati, occorre che il centro di prevenzione come dire, proceda a fare quanti più tamponi possibili. Che cosa sta accadendo in quell'area, dottor Marino? A seguito della circolazione del virus dovuta alle manifestazioni di cui abbiamo parlato prima, c'è stato un numero più esagerato di persone. Ma questo non vuol dire niente. Non è che, allora, il problema è che noi dobbiamo isolare le persone e metterle in quarantena o in isolamento. In questo modo noi riusciremo poi a negativizzare tutti coloro i quali sono positivi o coloro i quali Quindi voi il lavoro lì positivi. lo state facendo, insomma, da questo punto di vista? Assolutamente sì. Noi stiamo affrontando giorno per giorno eventuali altri nuovi focolai collegati al primo, cioè ci si allarga sempre più come raggio d'azione in maniera tale da identificare più casi possibili. È una questione che interviene giorno per giorno questa. Nel frattempo si negativizzano altre situazioni e altri focolai. Fino a mo' ci siamo riusciti. Io non so se interviene un numero più importante di casi, se riusciamo a gestire i focolai tutti quanti che vengono fuori ed emergono da una nuova situazione. Questo è il problema. Riccardo, andiamo all'altra slide. Sì, la prossima diapositiva è quella che mostra la situazione dei ricoveri e delle terapie intensive in Italia. Questa è veramente confrontabile, mentre i nuovi contagi non sono confrontabili tra marzo, aprile e oggi, perché è cambiato completamente il metodo, l'approccio, eccetera. Questi sono numeri confrontabili, perché
i ricoveri sono ricoveri, cioè le persone che stanno veramente male vanno in ospedale e le terapie intensive la stessa cosa, chi sta molto male deve andare in terapia intensiva. In questo momento abbiamo dei numeri che sono, vedete, un po' più alti del 10% per quanto riguarda l'occupazione di terapie intensive rispetto al picco che abbiamo avuto a marzo-aprile, che era concentrato all'epoca nelle regioni del centro-nord, nella Lombardia soprattutto, e che quindi è stato difficilissimo da gestire. Ora è più distribuito in tutta Italia, ma comunque sta crescendo in maniera un pochino preoccupante. La cosa che vorrei far rilevare è che di nuovo, perché è importante, i 638 casi che abbiamo in terapia intensiva in Italia sono un po' più del 10% dei ricoveri, il che vuol dire che il virus è veramente aggressivo esattamente come marzo-aprile. Nella diapositiva successiva possiamo vedere come la crescita dei ricoveri giorno per giorno, qui ho messo solo il periodo da luglio in poi perché è inutile fare troppo analisi storica, andiamo a vedere cosa succederà piuttosto domani. Vedete che per passare da 3.500 a 7.000 ricoveri noi abbiamo avuto bisogno solo di 12 giorni, il che vuol dire che poiché la crescita è ormai evidentemente esponenziale, anche questa curva è esponenziale, non solo quella dei contagi, anche quella dei ricoveri, vuol dire che ogni 12 giorni, se viene mantenuto questo modello di crescita, noi ogni 12 giorni avremo il doppio di casi, il che vuol dire che fra 12 giorni avremo 14.000 persone ricoverate e fra 24 giorni ne avremo 28.000. Cioè con le crescite esponenziali, con le crescite geometriche non si può scherzare. O si previene l'operazione o si arriva facilmente in regione di catastrofe. Quindi la prevenzione è veramente fondamentale. Senti, hai preparato qualcosa per la Calabria? Sì, certamente. Così vediamo... Intanto già la diapositiva successiva riguarda proprio la Calabria, un confronto tra la Campania e la Calabria. Ho sempre preso i dati che sono veramente importanti per l'impatto sulla sanità, sono i ricoveri e le terapie intensive. A destra in alto c'è la Calabria, in basso a sinistra in alto c'è la Calabria, a destra in basso c'è la Campania. Vedete che la Campania ha una crescita dei ricoveri che è fortissima, ha già superato il numero di ricoveri di marzo-aprile e la stessa cosa sta succedendo in terapia intensiva dove anche qui c'è una crescita di tipo esponenziale. Il vantaggio della Calabria è che noi abbiamo una crescita continua, ma è al momento ancora una crescita lineare. Questo ci dà un vantaggio notevole perché i tempi di raddoppio ovviamente sono molto più lunghi. Insomma, approfittiamo di questa situazione perché siamo una delle poche regioni in questa situazione in Italia. Le altre sono tutte piuttosto che stanno tendendo alla situazione campana. Quindi la Calabria ha un vantaggio in questo momento e dovrebbe provare a sfruttarlo perché con un po' di prevenzione fatta meglio, diciamo, noi possiamo evitare appunto di entrare in una situazione di pressione sul sistema sanitario da metterlo veramente in difficoltà. Marino, quindi si procederà così? Bisogna procedere in questo modo, così come state già facendo? Sì, per forza. Tracciare? Per forza, più identificazione di casi possibili, più isolamento e quindi sterilizzazione del focolaio. L'abbiamo fatto anche da Mantea. Stiamo andando benissimo, insomma Mantea ormai... Ma adesso che vi preoccupa? La Presila più di tutte? No, la Presila, il Cosentino... L'area urbana di Cosenza? L'area urbana di Cosenza... sono due aree che vi preoccupano? È preoccupante, perché ci sono... dalla Presila poi sono passato a Cosenza. Ho capito. C'è un gruppo di persone che sono state positive, non sappiamo quante persone ancora hanno contattato. Questa è l'altra slide? Sì, questa è la slide classica vederla? costruita sui dati che stiamo raccogliendo durante questa trasmissione. Sono i positivi al Covid-19 in Calabria e c'è la situazione riassuntiva. Al 16 ottobre c'erano 904 positivi, come abbiamo sentito sono già aumentati in maniera significativa. Però la cosa che vorrei far notare è che ce ne sono 301 in più rispetto a una settimana fa.
E 301 su 900 sono tanti. Stessa cosa, 51 ricoverati con sintomi al 16 ottobre, 12 in più rispetto a una settimana fa. 4 ricoverati in terapia intensiva, ma sono già di più, abbiamo sentito, 3 di più rispetto a una settimana fa, 849 in isolamento domiciliare, 286 in più rispetto a una settimana fa. Non possiamo reggere questi tassi di crescita, cioè questi sono tassi di crescita veramente pericolosi. Sì, che ci porterebbero completamente a far saltare tutto il nostro sistema sanitario, no? Cioè, questo lo possiamo vedere anche dopo perché abbiamo una vediamo. Anzi, facciamo così, mandiamo un attimo la pubblicità, torniamo tra pochissimo. Allora, Riccardo, andiamo con questa slide che hai preparato ancora sulla Calabria, mi pare, sei ancora... Sì, abbiamo la slide successiva che è quella dei ricoveri, evidenziata da luglio fino a oggi, perché è il trend che ci interessa. È evidente la crescita lineare di questi ricoveri, stanno cominciando a diventare importanti perché hanno superato i 50, le terapie intensive fluttuano, però ormai dobbiamo aspettarci una crescita delle terapie intensive perché c'è un rapporto percentuale tra ricoveri e terapie intensive che anche in Calabria comincerà a manifestarsi, dato che ormai i ricoveri hanno superato appunto i 50 casi. Nella diapositiva successiva abbiamo invece il numero di tamponi giorno per giorno. Devo dire che l'impegno che era stato detto di aumentare i tamponi viene in qualche modo rispettato, è stata superata anche la soglia psicologica dei 2.500 tamponi al giorno in Calabria, ci stiamo avvicinando ai 3.000, la media è più bassa, però è evidente che l'impegno c'è rispetto a questo. Io credo personalmente, ovviamente non sono un medico, ma credo analizzando i dati epidemiologici che forse bisognerebbe diffondere un po' di più anche i test rapidi perché potrebbero essere un primo filtro su cui poi vedere dove applicare i tamponi. Vediamo se voi come Dipartimento disponete di questi test rapidi. Ancora no, io ho fatto una lettera la settimana scorsa in cui ho chiesto la disponibilità di questi test rapidi antigenici salivari o nasali, che sono equiparabili al tampone oronasofaringeo. Se ci fossero e se noi fossimo nella disponibilità immediata, allora sì, noi potremmo fare anche screening importanti a livello scolastico, per esempio, dove io auspico che siano nella disponibilità dei medici, che siano medici di base, pediatri del Dipartimento, USCA, che possono fare un numero importante di tamponi rapidi e quindi di rendere meno... Ma arriveranno queste scorte, arriveranno di questi test rapidi? Allora, il Presidente del Consiglio Conte ha detto che saranno disponibili 5 milioni di test rapidi a breve, una settimana fa. Il direttore della Protezione Civile Arcuri ha detto che ha provveduto all'acquisto. La Regione ha detto che erano per comprare, per acquistare un numero importante di test rapidi. Speriamo che siano subito messi nelle nostre disponibilità in maniera tale da poter avere ancora meglio una visione più appropriata e approfondita dell'andamento epidemico. Abbiamo le ultime slide, sì. Sì, abbiamo quelle predittive che sono preparate dall'Istituto di Metrica per la Medicina, per la Salute dell'Università di Washington. La prima è per l'Italia. Vedete che c'è una linea orizzontale che sono sostanzialmente i posti di terapia intensiva realmente disponibili per il Covid-19, cioè il totale delle terapie intensive meno l'occupazione storica che noi abbiamo. Quella linea non dovrebbe essere oltrepassata. È vero che probabilmente rispetto alle valutazioni dell'Università di Washington questa linea è più alta, è più in alto di dove è stata posta in questo grafico, ma comunque non è molto più in alto, al più sarà
al doppio delle posizioni e quindi è comunque insufficiente e si è dimostrata insufficiente a marzo-aprile e vedete può dimostrarsi insufficiente a partire da dicembre. In questa grafica una cosa molto interessante è che vedete che il momento di massima pressione sarà sostanzialmente a fine dicembre, inizio gennaio. Questa è la previsione epidemiologica, quindi è quello il momento per cui dobbiamo prepararci di più. In Italia c'è un pericolo reale di saturare e di mettere sotto pressione il sistema sanitario oltre la sua capacità di reazione. Non è così però per la Calabria, perché la Calabria nonostante tutto ha delle proiezioni che sono ancora più positive. Se passiamo alla diapositiva successiva abbiamo quella della Calabria, vedete che in Calabria noi non abbiamo in marzo-aprile raggiunto il livello di saturazione delle terapie intensive disponibili, questo numero è molto affidabile delle terapie intensive calabresi, al contrario di quello italiano che io non ho saputo valutare meglio di come è stato presentato dall'Università di Washington, perché parlando appunto con esperti della sanità calabrese mi hanno confermato un valore più o meno di questo ordine di grandezza, tra 40 e 50 terapie intensive realmente 48, disponibili sì. per il Covid-19. Vedete che la curva verde tratteggiata, che è quella di massima probabilità, si mantiene sotto questa disponibilità anche a gennaio, seppure rimane in crescita in Calabria. Ma il pericolo potenziale è che si passi invece nella zona diciamo più sfumata, in verde più sfumato, che è quella comunque al 90% diciamo, dove c'è un errore dell'ordine di meno del 10% che si verifichi. Quindi la zona verdolina in realtà non è così improbabile. Sebbene la curva verde sia la più probabile, la zona verde ha ancora un alto grado di probabilità di verificarsi. Quindi abbiamo un pericolo potenziale ed è per questo che dobbiamo intervenire ora per evitare che la velocità di crescita rimanga quella che abbiamo in questi giorni. Insomma, l'Unione Europea premia la Calabria perché è l'unica regione d'Italia a ottenere il bollino verde per quanto riguarda... Ed è vero, con i numeri attuali è proprio così. Il problema sono i trend, cioè la tendenza che abbiamo, che allora, anche qui è pericolosa. Per concludere, il messaggio che arriva da Marino qual è? Dobbiamo stare più attenti, molto più attenti e pensare a dato isolarci di più rispetto a come abbiamo fatto fino a mo'. Gli assembramenti non aiutano assolutamente l'ostacolo al contagio, anzi lo alimentano in maniera esponenziale. Quindi oltre alle mascherine, oltre al lavaggio delle mani, oltre al distanziamento, evitare gli assembramenti. Quindi cerimonie, feste... molto ristrette. Oppure evitiamola in questo periodo? Evitiamola, che è meglio. Beh, noi chiudiamo qui, grazie Riccardo, grazie al dottore Marino, noi con Riccardo ci vediamo sabato prossimo, vi lascio adesso a Filippo Verteri, grazie e buon proseguimento. Noi possiamo girarla come vogliamo, possiamo anche buttarla in burletta, facciamo anche bene, detto tra parentesi, anche a sorridere alcune volte sulle misure che sono state adottate agli inizi di questa settimana col nuovo DPCM. Circolano tante belle barzellette, quella di Biancaneve e i 5 nani è la più simpatica di tutte, altre che ironizzano sulla questione delle 6 persone da invitare, insomma possiamo buttarla come vogliamo. Un dato ci sembra assolutamente certo però, la situazione era seria e rimane seria perché i numeri sono sempre quelli che ci indicano la direzione di marcia. I numeri ci dicono che aumentano i contagi, i numeri ci dicono che aumentano le terapie intensive, che forse è il dato che deve fare più riflettere, che deve fare più allarmare tutti quanti noi. Il punto è quello di mantenere per quanto è possibile le indicazioni che ci vengono date senza tralasciare nulla. Le indicazioni sono quelle del distanziamento da 1 addirittura 2 metri, come ci ha suggerito Ilaria Capua,
sempre della pulizia delle mani e sempre dell'uso delle mascherine, su cui pare che ci sia un utilizzo che nelle ultime ore sia aumentato e abbia raggiunto vasti strati delle nostre popolazioni. Parlo ovviamente per quanto riguarda la Calabria. Perché è avvenuto tutto questo? Perché noi ci troviamo praticamente ad autunno iniziato, ma voglio dire con temperature che sono diventate più fresche, se non più fredde, solo negli ultimissimi giorni. Ci troviamo in questa situazione, è argomento di discussione, è un argomento, come dire, che sta appassionando molto gli editorialisti dei giornali. Uno di questi, credo che abbia colto nel segno, si chiama Luca Ricolfi, un professore universitario, scrive fra le altre cose sul Messaggero, il quale ha preso in esame una delle cose più, come dire, più delicate che ci sono, partendo dal prezzo da pagare per l'estate che abbiamo vissuto. Lui la definisce un'estate da sballo, e che potrebbe essere all'origine, anzi lo è sicuramente all'origine, non credo da sola, all'origine della situazione dell'aumento dei contagi e delle terapie intensive. Ricolfi cita uno studio del Fondo Monetario Internazionale, quindi assolutamente, come dire, assolutamente autorevole, e dice: ma è vero che il lockdown, un nuovo lockdown, porterebbe danni incalcolabili all'economia del nostro paese e al nostro paese in generale? Io credo di sì. Il Fondo Monetario di Ricolfi, che lo cita, sostiene una tesi che è, come dire, un po' diversa. Secondo questo studio, leggo testualmente, il lockdown ha effetti negativi immediati, cioè a dire, sull'economia pesa il fattore ovviamente delle varie chiusure, perché il punto vero, secondo questo studio del Fondo Monetario Internazionale, il punto vero è quello che avviene dopo il lockdown. Quindi in Italia l'abbiamo vissuto in questa nostra estate. Se dopo il lockdown, dice il Fondo Monetario Internazionale, il numero dei contagiati è ancora alto, cosa che si sta verificando in queste settimane in Italia, si innesca una catena esiziale per la ripresa delle attività economiche. L'alto numero dei contagiati aumenta infatti, cito sempre testualmente, il rischio percepito. L'aumento del rischio percepito a sua volta induce, che cosa porta? Induce la gente a proteggersi volontariamente con il distanziamento sociale, cosa che noi stiamo verificando, con la messa in atto di sistematiche misure individuali, cioè a dire l'uso della mascherina, che come ho segnalato prima io credo che stia aumentando in queste nostre città, e fa crollare, questo è il punto centrale, la mobilità e le interazioni sociali, e quindi fa crollare i consumi. Paradossalmente questa tesi che viene esposta quindi sostanzialmente serve a ben poco, la dico nella maniera più brutale possibile, far riaprire bar, ristoranti, negozi e quant'altro, perché la gente, se non è ancora tranquilla, questo è il punto, non ci entrerà mai in quei bar, in quei ristoranti, in quei negozi. Insomma, qual è il punto? Io cerco di stare a metà. Il vero nodo è che se il lockdown è tempestivo, cosa che ad esempio non è avvenuta nei due paesi lombardi nel mese di marzo ed aprile, a Nembro e ad Alzano, produce gli effetti. Se dopo il lockdown la circolazione del virus è alta, allora a quel punto l'effetto potrebbe essere il contrario. Queste sono le tesi del Fondo Monetario Internazionale. Questa terra brucia come un sole ad agosto, la mi fare diventare niente fumo e tutto arrosto,
E quando guardo il cielo, è il cielo più bello che c'è, che quando ti risbigli dici è me. Ci su posti che su pugni, altri posti su carezze, certe volte su mugugni, altri volte su bellezze. Dico che terra mia con una virgola si cangiasse, perciò chi ne ci ha messo punto con una gomma ci passasse, ero cancellassa. Chissà terra nostra balla tarantella, si piglia chitarra e suona calavesella. Chissà terra nostra fa l'amore con mare, si stenna alla spiaggia e sa asciuttare il sole. Chissà terra nostra è verde come speranza, quando gente ti sparra e poi ci viene a vacanza. Chissà terra nostra è sostanza e cultura, chissà terra nostra è senza paura. Telegiornale parla, tante volte cose brutte, di una terra abbandonata e di anime distrutte. Eppure c'è gente buona che combatte per ti fa sta meglio, che son chiova almeno giorna e ti dice io ti dugno e non ti pigli. Chissà terra nostra balla tarantella, si piglia chitarra e suona calavesella. Chissà terra nostra fa l'amore con mare, si stenna alla spiaggia e sa asciuttare il sole. Chissà terra nostra è verde come speranza, quando gente ne sparra e poi ci viene a vacanza. Chissà terra nostra è sostanza e cultura, chissà terra nostra è senza paura. Sera in su di pini, a ciopè a ti fa bagno, scendi su tari bronzi, sagli e vidi l'arco magno, a Ruionio le castella, un vale a 1000 cartoline. Chissà terre petali rosa e nessuno ci voglio e spine, ci voglio e spine. Chitarra e suona calavesella. Chissà terra nostra fa l'amore con mare, si stenna alla spiaggia e sa asciuttare il sole. Chissà terra nostra è verde come speranza, quanta gente mi sparra e poi ci viene in vacanza. E quando guardo il cielo è il più bello che c'è, ma quando ti risvegli dici è me.